ringraziabi cara consigliera esecutiva, cara presidente, caro presidente, o Giomere salute semplicemente di due parole che si dice che dio un convento d'orezza e bera ma a contunosco di nuovo convento di Agorziga e di Agorziga Zanna perché se Petregui ci rammentano che siamo le rei di una vecchia nazione e che ci dicono finalmente che non siamo mica qui per parlare intanto che nazionalisti o di diritto o di manca, ma che c'erano i nazionali. All'epoca c'era una vecchia nazione, una vecchia storia più cuta e che volia esiste, che noi attraverso queste pietre a scelta che bovate che ne accompagniamo di sicuro, vogliamo camminare su solco di storia, rimane attraverso il dibattito di orientazione budgetaria, attraverso la delegazione di servizio pubblico, attraverso l'autonomia. Abbiamo parlato di un presente assai, abbiamo parlato di la bene, di no assai, ma oggi non ci parlate mica unicamente del passato, cerchiamo insieme collettivamente con l'acquisto pubblico su luogo tremendo a dare un senso profondo a un nostro presente e a un nostro bene. Finalmente mi si pare che noi siamo come l'arbore a radicare per crescere. Qui oggi cerchiamo insieme a radicare per crescere, cerchiamo a accettare il passato e a dire ciò che fa senso nel passato per il nostro presente e per il nostro bene. Dunque è con assai emozione che noi abbiamo avuto a nome di Popolo insieme. Di noi e Francesca Campana l'ha detto non sa me che quando ci sono operazioni di patrimonializzazione c'è sempre un rischio con la valorizzazione di un luogo, finalmente di essere in possesso di pezzi sul luogo, di dargli ai turisti unicamente e che l'uccisi più una consumazione scema di un gozo senza senso. Ne manca appena ciò che volete fare, ciò che la collettività di Gorziga voleva. Questo luogo c'è di noi un marcatore assai importante, un marcatore di ruralità, di l'interno, di valorizzazione di tutti quelli che si guardano in modo quotidiano di luoghi che a volte è difficile accampare di i servizi pubblici, di l'offerta e ciò a salutare tutti quelli che si guardano tutti i giorni e qui di una maniera per la collettività d'accompagnare in modo assai importante questa vita in rurale e di noi di ai turisti che vengono in Corsica, che vengono e camminano a dare e dare di una vecchia nazione che esiste e che noi vogliamo fare esiste per domani. Dunque di semplicemente offrirgli a maniera una possibilità di vivere a Corsica altrimenti come un paradiso di rena e di sole. E dunque dicendo e compiere aggiungendo che con l'acquisto di suo convento ci permettete tranquillamente, senza eccesso, senza mitificazione del passato, di camminare su solco di un passaggio presente di là bene e ci rimanda direttamente a ciò che gli dicevano i nostri amici di Cantapopolo Corso con il titolo di uso primo isco, oggi e domani e mi si pare che questo acquisto siamo in ieri, in oggi e in domani, dunque ringraziabi. Ringraziabi.